Fredda! Ciao Spartacus, sta musichetta è troppo bella, te devo dire però, E io peccato che non la sento, però qualche giorno Senti, scusami, io mi stavo preparando, così mi stavo organizzando per fare le registrazioni qua. Ti stavo prenotando un suite, una suite. Che è un attore americano, che è? No, sai tu. Suite, mi vuoi dire? Ma la suite. E mi chiedevo, ma come vuoi? Io ti stai preparando con un letto a una piazza e mezzo, va bene? Solo letto. E che ci vuoi? Magari comodini, cose normali. Sì, no? e i bambini dove li metto? Sotto scala, dove li metto? Fammi capire. Ma mi serve qualche spazio in più. Ma gliela fare sediare, per forza! Carrozza! Vuoi pure la carrozza? Te vuoi la carrozza, perciò date da fare, vedi un po' di... E Ilari non può essere... Ciao paparetto! Ciao frate! Roma Prati. Dalle come palleggia. Beh frate, però andare a sediare, a portare a mangiare perché io sogno una fogna. Rogna, dice qui è più pulito c'ha la rogna. Vabbè, ma che scienza, caga, non ti preoccupare, noi ci siamo ospitali. Allora non vengo. Ti scandi l'ospedale? No, non si mangia buono. Che faccio? Mi porto le patate, fammi i gnocchi? Parliamo di sta suite, mi serve quantomeno 3 vani e a salsa dei giochi. Tavolo e bilancino. Biliardino. E il biliardino per giocare con Acatino, con Cristian Acatino, Totti. Ma che mi scangiastro? Per Jonathan Land, scusate, Io non so, vabbè, datti da fa pure te, ci vediamo prossimamente, ci sentiamo, ciao, chiudere il collegamento. Paparetto, fai canestro, vedremo con la testa. Marom. Fenomenale. Perfetto, arrivo la carrozza, ci pare che arriva la carrozza, io un bugnone da nocchio, chi passano ritto con la carrozza, non l'ho capito. Eppure il pupone se lo merita, perché io di essere io, perciò se lo merita, Said, accatta l'acqua scivolo, io casino di matta, e portale tutte qua. Io Ida però a me non mi convince. Quanto è bello mangiare vista mare, Poi qua a Sferracavallo, insomma, il mare lo sappiamo, non mi si dia mai questo paesaggio. Avete preso seriamente questo problema della posta di Misidia? Non è facile rispondere a tutti, anche perché a me Misidia... Mi chiede Giovannella, cosa hanno fatto secondo te i nostri genitori per uccidere la noia prima di internet? Cosa facevano i genitori per uccidere la noia prima di internet? Io ho chiesto alle mie 6 sorelle e ai miei 8 fratelli cosa facessero i nostri genitori, ma nessuno si ricorda niente, non saprei. Mi scrive Marco, ho chiesto a mio padre adottivo perché è così pigro e lui non mi ha risposto. Ma se è così pigro, il fatto che tu sia adottivo, un poco te lo puoi dire tu, cos'è che lo rende pigro. Ciao signor Misidia, hai mai pensato di partecipare a qualche gara di pigrizia? Ci ho pensato, però mi si diava, mancucivo. C'è il mare, che mi interessa. Non ci posso pensare. Non ci posso pensare. Ma che c'è ancora? Sì, finalmente! Mario dai, magari come si scrive aspettando a lei però, Sì. Allora, sogno sempre Stefani, la cugina di Jonathan, ormai sapete, mi solo praticamente. Cioè, con dare una cosa, a stamattina trovai in da casella postale una liccia per mio marito. C'era da parte di Stefanica, io mi chiamo Stefani, tipo un'aucia, no? Ma fatti gonna paranno cucchisti che scrivono ste lettere. Ma non è vera! Ma fu qualche rullo che aveva le sabotaggio di questo matrimonio. Capito? Sì, chi sto volano? Perciò ora mi serve Jonathan, perché io fare a perizione callografica di sta liccia? Perché io sta abbiando almeno una roba cola stamattina per i crisi che mi vinno, no? Attende in attesa. Grazie mille. Li sono i mani che si asciugano dalla liccia in mano. Ringordo a meno, ma non da liccia. Mi aveva chiesto mia moglie di aiutarla a ritirare la biancheria e ritirando alcuni indumenti, per esempio un paio di slip miei, mi accorsi che nel fondo c'erano delle briciole di pane, probabilmente quello del piano di sopra, scotolando la tovaglia da tavola, aveva fatto finire le briciole proprio sulla biancheria. E guardando quelle briciole in fondo allo slip,
sono scoppiato a ridere. Mia moglie, perché ridi? Niente, stavo pensando che lui, guardandomi verso il basso, non mi pare che sia così vecchio da doversi accontentare delle briciole. E qua siamo scoppiati a ridere. Però poi ripensandoci mi chiedevo, ma perché ho detto lui e non ho nominato l'organo sessuale? Perché non avrei potuto chiamare il mio organo riproduttivo? Avrei potuto usare diciamo così, un'espressione significativa senza dirlo. Invece no, ho detto lui, perché noi abbiamo dei tabù e li trasferiamo ai nostri figli, inevitabilmente. Cioè, quindi facciamo credere loro che effettivamente certe parti del corpo non si possono nominare, così come non si possono nominare nemmeno gli indumenti che vengono a contatto con queste parti del corpo. Io tante volte, scusa un attimo, salgo a casa a cambiarmi la giacca, salgo a casa a prendermi un soprabito, non ho mai sentito dire nessuno salgo a casa a cambiarmi le mutande, perché quello non si dice, anche se te le cambi non si dice. Così come, non so, chissà quanti di voi sarà capitato che durante una cena tu vedi qualcuno, scusate, vado a lavarmi le mani, e si vede dalla posizione, dalla postura che gli sta scappando la pipì. Infatti quando ritorna ci sarebbe da chiedergli, ma dopo che ti sei lavato le mani, te le sei lavate le mani? Perché a quel punto è inevitabile, cioè noi in pratica, ecco, produciamo tabù a non finire. E probabilmente anche per questo non è un paese per giovani, perché i giovani sono più disinibiti di noi. Poi se ne vanno all'estero c'è la fuga dei cervelli, e ti credo. Ma voi avete mai visto, per esempio, la pubblicità prima del TG delle 7 del mattino? Mi mandano 3 spot abitualmente. Il primo è per autoadesivi per dentiere, il secondo pannoloni per incontinenti, il terzo per poltroncine, diciamo, montascale, quelle dove tu vedi il tizio che, sulla scala che va salendo sulla poltroncina elettrica. Cioè, a questo punto un ragazzo che arriva a vedere una sfilza di spot del genere si chiede, ma un sogno, e io ancora qua devo stare? E chiaramente se ne scappa via, sia che sia un cervello in fuga, sia che sia uno scimunito in fuga, ma non ha importanza. Allora effettivamente, ecco, li abbiamo in qualche modo disabituati a chiamare le cose con i loro nomi, abbiamo troppe reticenze, c'è qualche cosa sicuramente che non funziona. Anche il campo dell'eros, per esempio ai giovani il gioco erotico piace, i ben pensanti lo considerano qualcosa di scandaloso. Sto parlando di un episodio accaduto un po' di anni fa, al quale credo fino a un certo punto, ma qui lo dico e qui lo nego. Lui in discoteca le ha promesso che l'indomani la porterà in un agriturismo a circa 150 km da Palermo, figurate. Per cui l'indomani mattina, proprio perché gliel'ha promesso, fa la levataccia, la va a prendere, e vanno in autostrada e cominciano a viaggiare per l'autostrada. A questo punto lui va piano perché ancora c'ha sonno, ha dormito poco il sabato notte, e lei lo invita ad accelerare, dai, sbrigati, perché vuole arrivare presto in questo agriturismo. Quando arrivano campagne, a questo punto lui continua ad andare piano e lei lo incita, dai, forza, vai più veloce, dai, più veloce. Visto che lui non cede, lei lo sfida, facciamo un gioco sessuale, ogni 10 km in più che fai di velocità io mi tolgo un indumento di dosso. Siccome davanti a queste sfide il maschio poi cede, a questo punto lui accetta, per cui lui accelera, lei si toglie la giacca, accelera, lei si toglie la gonna, accelera, si toglie la camicetta, il reggiseno. Quando questa ormai era soltanto in slip, lui si ritrova a 90 km/h, campagna. A quel punto, siccome il gioco ha le sue regole ferree e vanno rispettate, lei deve arrivare fino alla fine e si toglie pure i slip. Il povero disgraziato si ritrova a 100 km/h, campagna, con la coda dell'occhio la vede nuda, si distrae, non si accorge della curva, tira dritto e va a piglia un arbolo inchino. La macchina è accartocciata, il parabrezza si volatilizza, lei vola in aperta campagna e comincia a rotolare a destra e manca, tutta ferita e lacero contusa. Lui incastrato in mezzo alle lamiere, lei si rialza a malapena, datemi aiuto, si vede nuda, con un braccio si copre il seno, vede una scarpa di lui in mezzo all'erba, la raccoglie, se la piazza qua sotto e corre sul ciglio della strada, aiuto.
Passa una macchina dei carabinieri, accosta, scende l'appuntato: signorina, che succede? Il mio fidanzato è rimasto incastrato, aiutatemi a tirarlo fuori. L'appuntato vede questa scarpa qua sotto e commenta: signorina, non è cosa nostra, meglio che l'accompagniamo in ospedale. Sai, tu non attuassi sta cosa. Da cassetta alla posta, vero? Non me lo doveva fare, non me lo doveva fare. Piano piano proprio si sta dimenticando le origini. Chino! Chissà ma la pava, non lo voglio vedere più. Chino! Vedremo se io per parare qui e chiamare Chino. Eh sì, più piano, ogni tanto stipendio d'arrivo, vero? Salve. Ciao. E dalla redazione esterna il vostro Marco Chiddo con il collega Chino e alle mie spalle Marte. Oggi, durante il nostro solito sopralluogo, alla ricerca di eventi degni di nota da farvi conoscere, ci siamo imbattuti in una struttura circolare che si incontra per le strade di questa regione meridionale di Marte, come potete vedere bene dalle mie spalle. Si tratta di somministrazione di alimenti, soprattutto bevande, che gli avventori sono soliti consumare nelle giornate afose tipiche di questa regione. Una delle più rappresentative è composta da una particolare consistenza liquida gassosa, arricchita da acido citrico e da un minerale reperibile soprattutto nelle acque salmastre, ridotto però nel suo peso specifico per mezzo di particolari processi chimici di asciugatura ed essiccazione. Maledetta, quando io a scuola che so. Il sale, insomma. Se l'operatore adesso vuole essere così galante come lo è di solito nel seguirci nell'inquadratura, io vi faccio vedere proprio dove si realizzano queste particolari bevande, incredibili per quanto dissetanti. Che... Chino, hai visto da lì? Si fa così. Chissà, lo sai come si chiama questa qua? Lo sai come si chiama? Usaccio che si chiama maglietta, dico, ma questo gesto lo sai come si chiama? Tagliata di facci, Chino, tagliata di facci. Ecco. Sto limone. Come avete potuto sentire, tutto nasce da un'idea semplice quanto efficace: l'utilizzo di strumenti altamente tecnologici impiegati nelle discipline culinarie del quotidiano. Siamo certi, io e Chino, che faremo al più presto nostra questa tecnologia, pertanto adesso da Marte, Chino e Chiddo è tutto, a voi la linea, grazie. E per dirmi, che stavo nella foto un chiosco, ci stesi 3 ore. E io dico, me l'avevo aspettare, di Chino me lo dovevo aspettare, che si rapeva in chioschino. Ora ci faccio scherzo. Oh Angelino, ti saluto. Oh, dopo, ciao. Come a posto? Tutto a posto, sai. Che mi conti? Io sono schizzoso oggi. Ah, a posto, io sto. Come finiamo? Ogni volta ci sono 2 ore per dare, io non lo so. Ma lo sai, dopo, che non funziona, ci dopo. Io mi ci vuole euro che siamo qua fuori, vai Angelino. 4. Ma chi è che sta contando 3, 4? Sì, 4 che ci cascava oggi. Abita a mare, Angelino. Che sta finito. Ma chi me la stanno cappare? Oh, c'è cascai magari io. 5.